Buongiorno, sono la dottoressa Laura Brusamolin, responsabile del Servizio Attività Motoria, Dipartimento di Prevenzione a ULSS 6 Euganea. Oggi vi parlerò di attività motoria e stili di vita attivi e diabete mellito. Attività motoria e diabete mellito. Perché? A differenza del diabete mellito tipo 1, che non è prevenibile, poiché il diabete mellito tipo 2 è fortemente correlato a sovrappeso e obesità, scorretta alimentazione, sedentarietà e a condizioni socio-economiche svantaggiate, è possibile prevenirlo, almeno in parte, attraverso interventi sull'ambiente di vita e attraverso azioni che favoriscano la modifica degli stili di vita delle persone a rischio, quali per esempio l'alimentazione e l'attività fisica. Attività motoria e diabete mellito. Come intervenire? L'attività motoria regolare ed uno stile di vita sano ed attivo possono aiutare a prevenire il diabete mellito in diversi modi. Controllo del peso corporeo. L'attività motoria aiuta a bruciare calorie e a mantenere un peso corporeo sano, riducendo il rischio di sviluppare l'obesità, un fattore di rischio importante per il diabete mellito. Miglioramento della sensibilità all'insulina. L'esercizio fisico può migliorare la capacità del corpo di utilizzare l'insulina per abbassare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo così il rischio di sviluppare il diabete. Riduzione del rischio di malattie cardiache. Lo stile di vita sano e attivo può ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiache che spesso sono associate al diabete mellito. Miglioramento della salute generale. Uno stile di vita sano ed attivo può migliorare la salute generale del corpo, riducendo così il rischio di sviluppare molte malattie croniche, tra cui il diabete mellito. Ma quanta, quando e quale attività praticare? Cominciamo con la dose minima di attività motoria consigliata. Le evidenze scientifiche dimostrano che per ottenere un effetto di prevenzione del diabete ed una consistente riduzione del rischio cardiovascolare è sufficiente praticare almeno 150 minuti alla settimana. Per massimizzare i benefici dell'attività fisica è estremamente importante che questa venga svolta frequentemente e in maniera costante ed è ottimale non far passare più di 2 o 3 giorni tra una sessione e l'altra. Anzi, l'indicazione terapeutica sarebbe di praticare attività motoria tutti i giorni. Quale attività fisica è preferibile praticare? Viene raccomandata attività di tipo aerobica come la camminata, il nuoto, andare in bicicletta ed eseguire esercizi per il rafforzamento muscolare. In accordo con il proprio diabetologo e con lo specialista in medicina dello sport, è possibile anche la pratica di sport di tipo aerobico anaerobici alternati, come per esempio gli sport di squadra, o di tipo aerobici come il ciclismo. È importante che le persone affette da diabete mellito consultino sempre il proprio medico prima di iniziare un programma di attività fisica, in quanto potrebbe essere necessario regolare le dosi di farmaci o l'apporto di carboidrati in base all'attività fisica praticata. Un'altra modalità di praticare attività fisica in sicurezza avviene attraverso la prescrizione di esercizio fisico strutturato. Il medico, tramite la prescrizione di esercizio fisico, fornisce al paziente le indicazioni circa il tipo, l'intensità, la frequenza e la durata dell'esercizio da svolgere in relazione al suo quadro clinico. Essa è rivolta sia a persone affette da patologie croniche come il diabete, il cui stato clinico sia stabile con eventuale terapia farmacologica ottimizzata, sia a soggetti non sufficientemente attivi o con uno stile di vita sedentario che desiderano intraprendere un programma di esercizio fisico a vantaggio della salute. Il rischio di eventi avversi cardiovascolari durante l'attività fisica è un evento estremamente raro tra gli individui che praticano attività fisica regolare e moderata e i rischi associati ad uno stile di vita sedentario superano di gran lunga quelli associati alla pratica di attività motoria. Possono intraprendere un'attività fisica moderata senza rischi significativi i soggetti affetti da diabete tipo 2 non trattati con insulina, senza presentare problemi superiori ai soggetti non diabetici con lo stesso grado di allenamento. Per i soggetti in terapia con insulina, l'esercizio fisico deve essere svolto nelle ore più idonee in relazione ai pasti e alla somministrazione terapeutica o comunque quando è più opportuno ridurre la glicemia. Grazie dell'attenzione.